Svolta sull'omicidio di Fontaniva di Fatos Cenai, il pensionato 58enne di origini albanesi. Un vicino di casa, un quarantenne italiano con cui Cenai aveva spesso liti, è stato indagato a piede libero per omicidio volontario. Liti che riguardavano i limiti delle loro proprietà e anche dell'installazione di videocamere di videosorveglianza. Non sarebbe dunque la pista dell'Est quella che porta alla risoluzione del caso come ipotizzato in precedenza. L'omicidio non sarebbe quindi una vendetta legata al lavoro di guardia carceraria in Albania. Lo scorso 8 giugno Cenai fu trovato agonizzante in via Casoni Basse a Fontaniva, colpito da un proiettile alla testa. Morirà dopo 3 giorni. Dalle indagini emerge che il sospettato, un vicino di casa, avrebbe architettato il piano nei dettagli, dal mezzo utilizzato per raggiungere il luogo del delitto, una mountain bike, all'abbigliamento. L'uomo conosceva bene le abitudini del pensionato albanese, descritto da tutti come una persona tranquilla e socievole. Una persona cordiale che ci salutava sempre, molto la mano, ma anche sembrava una persona molto mite anche. Quella domenica mattina il vicino lo aveva aspettato proprio lungo il tragitto che Cenai faceva abitualmente per recarsi alla fattoria didattica dove lavorava, per poi sparargli un colpo che lo avrebbe raggiunto alla testa. Il presunto omicida, quindi, aveva pulito la scena facendo sparire il bossolo per poi fuggire. Ora si attende la perizia balistica del RIS di Parma, svolta sulla base delle ferite rilevate.